direi che come tutte le strutture che nascono c'è stata una prima fase di rodaggio e la scelta di partire in contemporanea con con l'112, perché adesso si chiama 112, e sicuramente si è dimostrata vincente, cioè nel senso che abbiamo fatto un unico salto di attivazione dell'112, della sala operativa dell'emergenza, dell'applicazione dei nuovi applicativi per la gestione della centrale e del Medical Priority Dispatch, che è quel sistema che ci permette di arrivare con lo strumento giusto, nel punto giusto e corrispondendo alle richieste e alle esigenze di soccorso del cittadino. Direttore, quanto si sta ad identificare un codice rosso? Ci sono 5 domande, no, da fare? Sì, assolutamente, il codice rosso è il più facile in termini di identificazione perché prevede nel Medical Priority Dispatch praticamente 2 domande, una di seguito all'altra, alla terza ci si rende conto e si invia il mezzo. Questo sistema consente tutto il sistema consente di trasmettere alla zona che invia i mezzi immediatamente il segnale di partenza e nel contempo consente di continuare di svolgere l'intervista telefonica e quindi di avere più informazioni possibili dall'utente, avvisandolo che il mezzo è già partito, stia tranquillo, e in più si danno le istruzioni pre-arrivo. Le istruzioni pre-arrivo sono una delle carte vincenti della nuova gestione dell'emergenza e anche se non sono ancora codificate da un punto di vista scientifico nelle società dell'ILCOR, quindi la società madre di tutta la gestione dell'emergenza, il Medical Priority Dispatch, con l'esperienza di 20 anni di attività, ha codificato dei percorsi di informazioni pre-arrivo che sono molto efficaci e che permettono all'utente, sia che sia bambino, sia che sia adulto, di fare quelle cose in più che consentono di ottimizzare e di velocizzare la risposta. Pensate a un arresto cardiaco, dare le istruzioni pre-arrivo vuol dire indicare le cose da fare prima e guadagnare quindi tempo, che sicuramente è un tempo di circolo, un tempo che permette la ripresa dell'attività cardiaca. Possiamo ricordare alcuni numeri della prima settimana di attività e poi lei parlava anche di alcuni sogni per il futuro di questo 118. Beh, i numeri sono presto detti, siamo intorno, appena sotto il 1 miliardo di chiamate DIE, con una distribuzione nettamente uniforme dalle 8 alle 20 e il 6% di codici di colore di gravità, codici rossi, una quarantina per cento di codici di gravità intermedia e gli altri invece di gravità minore. Non abbiamo sostanzialmente una sovrastima significativa, cioè siamo in linea con la letteratura, siamo intorno al 20%, e invece la sottostima sui codici minori è dell'1%, ma insomma senza dubbio migliorabile. E il futuro dunque? Il futuro, in sogni nel cassetto ce ne sono tanti, penso che il più importante sia quello di uniformare, e questo si può fare rapidamente, tutto il sistema di teletrasmissione, sia dei messaggi dell'elettrocardiogramma per la risposta rapida, l'eliminazione dei tempi di attesa nella gestione degli infarti estemi, e quindi tra centri SPOC e centri hub. E questa è una cosa, ripeto, che abbiamo a breve termine come progetto, e dopo progetti più a lungo termine che vedono sicuramente la medicina di confine, cioè la medicina, una gestione extraterritoriale, cioè interfrontaliera dell'emergenza, specialmente penso alla zona di Gorizia, con un'integrazione di un'unica automedica tra Nova Gorica e Gorizia, cosa attuabile con tutto il sistema di attivazione dell'112, sia per il superamento delle difficoltà linguistiche, avendo gli interpreti a disposizione istantanea, e sia a una creazione di un grosso centro hub di riferimento
per gli istemi a Trieste, che può veramente superare, che è già in fase di realizzazione, ma che il processo 118 e 112 centrale unica può veramente potenziare e attivare in maniera efficace.